Settimana travagliata in casa Genova Calcio in quinta giornata di campionato in cui al Ferrando arriva il Rivasamba, formazione da tutti accreditata come pretendente alla promozione diretta. Primi squilli dei padroni di casa, il mancino di Gabbionetta al 23esimo fa la barba al palo dando l'illusione del gol. 2 minuti più tardi Maresca dal limite dell'area strozza il tiro e la sfera termina a lato. Rivasamba sornione e soprattutto cinico. Alla mezz'ora su corner dalla destra Ferretti controlla in area su tiro respinto da Rebora, ma sulla ribattuta il sinistro di Capitan Ruffino porta avanti la formazione di Del Nero. 0-1 e Gabbionetta prova a orchestrare un'immediata reazione ma sbatte letteralmente su Mazzadi che chiude lo specchio, l'ex giocatore del Crotone. Passano 7 minuti e si accende una mischia in area Genova dalla quale Villa esce controllando col sinistro e lasciando partire con lo stesso piede alla conclusione che vale il raddoppio aranciονero. Lo stesso Villa annulla di fatto una rete a Cirincione che in diagonale forse avrebbe trovato il 3-0, 3-0 che arriverà nella ripresa. Prima il tiro di Basciano al minuto 55 controllato da Mazzadi, poi il pallonetto da 50 metri di Gualtieri che non centra lo specchio della porta, infine appunto il 3-0 che chiude virtualmente i conti lo realizza Olivieri con una girata beffarda su cross dal destra di Ruffino, Cusato con un tiro fuori di poco all'85esimo e Villa che spara su Rebora 3 minuti più tardi. L'ultima immagine è il gol del definitivo 0-4 realizzato ancora da Olivieri nelle praterie degli schemi ormai saltati. Prova di forza del Rivasamba che rimane l'unica a contatto con l'infermabile Golfo Paradiso.